Diletta? Diletta? Che sta proprio qua davanti a lei, signor Presidente. Sì, sì. No, ma ci siamo, perché se è una conferenza stampa almeno i giornalisti ci devono essere. Poi parenti e amici ce li siamo portati da casa, ma... Diletta? Siamo tutti? Aspettate perché... Sì? Sì. No, ma ci siamo, perché se è una conferenza stampa... Aspettate che sto aspettando che tutti si mettano seduti. Parenti e amici ce li siamo portati da casa. Bon. Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie per essere venuti, che fuori fa un caldo veramente micidiale e non è che l'inizio. Ci fosse stato il presidente Buttafuoco, che penso chiuda questa conferenza stampa con un intervento perché è da qualche parte del mondo e proprio alle 11 gli è subentrata una cosa, quindi spero che la chiuda, però insomma se ci fosse stato gli avrei dato una notizia, allora, perché ieri, grazie per essere venuti, è bello questo, ci si sente, gli avrei dato una notizia, no però così non si può, no dai. Però hai visto che sulla notizia, quando vuoi dare una notizia c'è sempre qualcosa che non funziona. Se lo abbassiamo un altro po' l'eco sarebbe bello, però se volete ci proviamo. No, così è veramente complicato. Cambio microfono, cambio posto, cambiate presidente. C'è un eco. Lo senti? C'è un eco, lo senti? Però hai visto che sulla notizia... Dai, in fondo avevamo preso proprio il tempo giusto. Aspettate, così evitiamo di rifare la gag un'altra volta che è fastidioso. Quando mi dicono di partire riparto, dando per letto quello che ci siamo già detti. Vediamo. Arriva, Del resto Venezia è una città lenta, quindi... Gli spiriti, sono gli spiriti. Magari sono quelli che vi proteggono dalle minchiate del presidente. E quindi? Si può? Sì. Allora, no, non ricomincio da capo. Dicevo però che se ci fosse stato il presidente della Biennale gli avrei dato una notizia, cioè che ieri mi sono sentito con il sindaco della città, di questa città, perché ieri Venturini ha detto, annunciando la sua squadra di governo, che ci sono alcune realtà che lui ha definito strategiche per la città, di cui lui stesso, lui medesimo, avrebbe fatto la curatela. Allora, quando ci siamo sentiti, mi ha detto, mi raccomando, siccome ho citato la Biennale e la Fenice,
Mi raccomando, ricorda soprattutto ai giornalisti presenti che anche il Teatro Goldoni e quindi il Teatro Stabile del Veneto è nelle competenze specifiche del sindaco, perché voi siete una realtà strategica. Questo effettivamente non so bene cosa significhi, l'aggettivo non so cosa significhi, però che siamo una realtà non c'è dubbio. Tanto è vero che per la prima volta facciamo la conferenza stampa di presentazione qua e facciamo la presentazione della conferenza stampa qua perché oggi alle 17, per la prima volta nella nostra storia, siamo sul palcoscenico della Biennale. E questo per noi è un grande privilegio, per molti motivi. Li diamo tutti per letti, ma uno lo voglio dire io. Noi crediamo profondamente nel sistema della cultura. Poi sentirete che non sono del tutto d'accordo con le politiche che regolamentano il nostro mondo, però noi crediamo profondamente nel sistema della cultura. Se si fa teatro a Tre Baseleghe o se si fa teatro a Venezia, ciò che importa è il teatro, non innanzitutto chi lo fa. E questo è il sistema. Il sistema non è nominalistico. E quindi noi non possiamo immaginare che esista un luogo dove magicamente si è eletti per tutta la vita e dove si vive una sorta di privilegio. Il privilegio te lo conquisti. Qui c'è merito e il merito non lo vieni a dartelo da solo, il merito te lo danno. Il merito te lo danno le produzioni che noi faremo, sì certo, ma il pubblico che viene a vederle. Se noi vendiamo 200.000 biglietti, non è perché abbiamo conquistato un posto istituzionale che ci consente. Se noi vendiamo 200.000 biglietti è perché la gente ci sceglie, è perché la gente decide di uscire di casa, è perché la gente decide che quella sera Netflix lo sconfiggiamo tutti insieme. Questo è fare sistema. Fare sistema vuol dire abbandonare il privilegio. E poi, naturalmente, se fai questo, dopo un po', la Biennale si accorge di te. Porchetto, ci vuoi dire una roba? Intanto così fermi questo mio stentato. No tanto, no tanto. Dai, però ce la dovremmo fare ad avere un microfono che funziona. Prova quell'altro, magari funziona, chi lo sa. Proviamo l'altro, Hai visto? Ah, visto, bene. Allora, intanto porto i saluti del nostro direttore Willem Dafoe, che proprio adesso alle 11 aveva un incontro, non so con che Nuova Zelanda, Australia, non lo so, si muove su diversi fusi orari contemporaneamente. Ci teneva molto ad essere qui, ma appunto non potendo mi ha incaricato di portare i suoi saluti, di ringraziarvi e di raccontare anche un po' appunto questa collaborazione che noi foresti, per quanto conosciamo molto bene Venezia e il Veneto, abbiamo voluto portare fortemente all'interno della programmazione della Biennale Teatro di quest'anno. Già l'anno scorso ci fu un primo incontro molto informale con il direttore e quest'anno l'abbiamo un pochino più strutturato, aprendo alle scuole. Io credo, appunto per conoscenza, poi, insomma, in fondo faccio il critico teatrale, che la Scuola del Veneto sia una delle più importanti d'Italia naturalmente e merita ogni attenzione e ogni spazio. Vedremo oggi pomeriggio, sono pronto a essere smentito, ma non credo, vediamo. C'è qui l'autore del testo, quindi imputeremo a lui la responsabilità. E detto ciò, speriamo davvero che in futuro si possa anche collaborare di più e meglio tra noi, perché sono istituzioni avamposti, presidi culturali importanti e troppo a lungo sono stati distanti, a volte anche in competizione
ma credo che invece sia molto molto importante, e questo lo dico appunto rispecchiando anche il pensiero di Willem Dafoe, sia importante fare gioco assieme, no? Cioè trovare un modo per collaborare, per dare spazio ai giovani artisti, soprattutto agli under 35, agli allievi neodiplomati delle scuole, e fare della vetrina biennale anche un trampolino di lancio per le nuove generazioni che emergono dal Teatro Stabile del Veneto. Grazie Porchello, grazie mille. Avete visto il logo della stagione, che è una farfalla bella, cicciona? Poi insomma ci sono diverse versioni, e questa è quella che mi piace di meno, però insomma è già una bellissima farfalla però. Ecco, noi invece, questo lo dico soprattutto a chi lavora nel Teatro Stabile, noi invece siamo crisalidi, punto, a vita, punto. Noi non diventiamo mai farfalla, perché quando diventi farfalla, intanto il giorno dopo sei bello che morto, ma quando diventi farfalla vuol dire che pensi che il tuo lavoro l'hai fatto tutto fino in fondo e bene. Impossibile. Impossibile. Noi rimaniamo orgogliosamente crisalidi. Proviamo a elencare la cosa, a snocciolarla un po'. Ma voi avete visto la televisione in questi giorni? No, nessuno sportivo qua. Allora, se avete visto qualche partita del campionato del mondo di calcio, vi siete accorti che solo i telecronisti italiani che si sentivano farfalle si sono accorti che non sono neanche crisalidi, perché quel movimento lì è finito. Per come è stato pensato alla fine dell'Ottocento, mi pare che sia il Genoa la prima squadra o qualcosa di quel tipo lì, quel movimento è finito nel momento in cui si è ritenuto farfalla. E non so se avete visto o se sui giornali leggete i risultati. Io ieri ho visto un pezzettino di Belgio contro Egitto, 1-1, ma l'Egitto correvano come dei pazzi. E dice perché era una gazzella inseguita dal leone. No, correvano perché erano orgogliosamente egiziani. E sono nuovi, è una nuova potenza nel calcio. Ma se il calcio si trasforma, noi siamo costretti a guardare cosa succede e a trasformarci. E allora vi chiedo, ma voi, per esempio, di questi paesi che sono in guerra, che hanno ragazzi, ovviamente, che hanno teatri, noi pensate che volevamo andare ad Odessa. Io per 2 anni non l'ho mai detto a nessuno, tranne che, diciamo, in qualche sede ministeriale ho detto noi siamo pronti ad andare a Odessa per fare delle cose in quel teatro lì e magari portarci anche qualche soldo, non tanti, però qualche soldo. Però non ci posso mica andare da solo, cioè senza il ministero o l'ambasciata non ci puoi fare. Bon, nessuno ci ha dato risposta. Si sentono farfalle. Perché se un teatro nazionale si muove e va in Ucraina, è un pezzo di mondo che cambia, perché è un pezzo della nostra cultura che capisce che posto ha nel mondo. Vi posso dare tutto il senso della frustrazione che io provo nel vedere questo mondo che continua a raccontarsi le stesse cose. Prima dicevamo con Chiodi, basta retorica. Cosa vuol dire basta retorica? Nella mia testa. Vuol dire che quando noi diciamo internazionalizzazione, non vogliamo dire vado in America e compro una roba e la porto qua, come si faceva dopo la guerra. No? Dopo la guerra si prendevano pezzi di ferro, si portavano qua, si trasformavano, noi siamo diventati ricchi, loro un po' di più. Non è questa l'internazionalizzazione. Internazionalizzazione vuol dire, come diceva la mia insegnante al ginnasio, apri l'occhio, sta attento a quello che succede. Siamo andati a Siracusa.
grande Dini, cazzo, un applauso a Dini, Dio, ma fateglielo, perché anche se non l'avete visto, vi assicuro che l'entrata in scena di Eracle in bicicletta è stata una roba che è venuto giù il teatro dalle risate. Boh. E quelli del teatro avevano tutti il ciglio alzato. Dai, non si tratta così Euripide. L'ho sentito con le mie orecchie, non si tratta così Euripide. Poi non so, magari perché c'è il Covid e bisogna lasciarlo da una parte. Secondo me invece Euripide sarebbe stato contentissimo, anche perché Alcesti, diciamo, cioè, senza quella roba lì, un po' una palla. Ecco. Bon, allora, se tu fai questo è perché c'hai l'occhio attento al pubblico, come ha detto una signora, quello che aveva il ciglio alzato, ma ridere a teatro non è ancora reato. Bene. E poi, ma voi sapete perché siamo così? Secondo me siamo così perché sono le regole che non funzionano. Le regole dicono: dovete fare coproduzioni, dovete farle, perché se non le fate non vi diamo punteggio. Se non vi diamo punteggio non state dentro i parametri. Se non state dentro i parametri non vi diamo i soldi. Se non vi diamo i soldi siete poveri e diventate un teatrino che non conta niente. Perché nessuno vuol far sistema. Quindi ti costringono a copulare con tua cugina per fare un figlio scemo. Questa è la verità. Noi stiamo realizzando un teatro di niente, perché quando ci porto mio figlio che ha 20 anni, è l'ultimo, o quando ci porto il primo nipote che ne ha 17, si annoia, perché non riusciamo più a parlare la sua lingua, quello che lui ascolta, quello che lui vede, e torna ai campionati del mondo. Ma li avete visti gli spalti? Se avete visto quegli spalti là, c'è un mondo diverso. Allora noi com'è che ci rapportiamo con questo mondo qua? Noi ci stiamo provando. Sto provando a parlare col nuovo direttore del teatro di Bucarest per dirle: signora, la vuol fare una roba insieme? Perché Bucarest? Perché in Veneto ci sono 250.000 rumeni. È la più grande comunità, diciamo, di origine non italiana, che sta su un territorio, 250.000 rumeni che orgogliosamente disertano i nostri teatri, perché non riusciamo a fargli sentire che noi siamo con loro. E invece devo fare una coproduzione di Shakespeare, perché così un altro direttore artistico molto meno bravo di Filippo, se no non vorrebbe fare la coproduzione, ci costringe a farlo in modo tale che possiamo avere il punteggio che serve per avere i soldini del Ministero, perché se no il Ministero non mi dà i soldi. Capite che non può funzionare questa roba qua. Nel linguaggio usuale bisognerebbe dire: bisogna che la gente di teatro faccia una rivoluzione. Io non sono di teatro, sono di passaggio, quindi fra poco sarò scartato, anche per via dell'età mia. Cioè, fra poco non servo più. Ma io lo sento però che voi, quelli che del teatro vivono, pensate che ho ragione. Allora bisogna far sentire tutti insieme che non è una roba della politica. Io non sto attaccando questo governo, anche perché le regole le ha fatto un altro governo. Non sto attaccando questo governo. Sto cercando di rilanciare l'idea di un teatro che parli davvero a quelli che vogliono entrare in un teatro. Questo è il punto. Per questo Alcesti è stata una grande produzione, perché c'erano 4.200 persone che ridevano di un testo di 2.500 anni fa. Più o meno. Vabbè, chiudo. Mi hanno segnato cosa devo dire. Ah sì, devo per forza dirvi che la scuola, sempre a proposito, ha bisogno di una sede. Cioè, se non c'è sede non c'è scuola. Allora, ne parlerò, credo, settimana prossima,
col sindaco di Venezia, perché rimane qua a Venezia la scuola. E perché rimane qua a Venezia la scuola? Perché un conto è dire al mondo venite a Venezia a fare la scuola di teatro. Aspetta, perché? Perché qui c'è stato Goldoni, per Bacco, si era dimenticato di andare a Vicenza e a Verona. Vabbè. E quindi la faremo qua, stiamo cercando una sede, stiamo cercando l'istituzione, che non mi interessa niente che ci sia qui oggi, a me interessa che mi dia una sede per il teatro. Poi aspetta, cos'è che ti devo dire? Le relazioni strette con le istituzioni. Ah sì, devo citare per forza, devo citare Arteven. C'è qualcuno di Arteven? Non c'è nessuno, allora non cito. Allora, poi vi parlo invece di Ronzani. No, se non c'è, scusami, cioè vuoi anche che vi faccia pubblicità che non sono neanche venuti? No, adesso, cioè, come dire. No, perché la battuta è sui cugini ricchi e i cugini poveri, ma non la voglio neanche fare. Allora, no, invece, vi devo dire, di Ronzani c'è qualcuno, sono quasi sicuro che di Ronzani c'è, neanche di Ronzani c'è, va bene. Però sarebbe voluto venire, questo me l'ha detto. Sarebbe voluto, anche Arteven sarebbe voluto venire. Bene, allora, cosa facciamo con Ronzani? Io odio la cultura dell'evento. L'evento è come con le donne quando fai una sveltina, capisci? Cioè, poi non c'è niente di buono in quella roba lì. E si fa anche peccato, chi ci crede. Io credo invece che ci siano dei progetti. Allora, quando noi chiamiamo Cacciari, o Buttafuoco, o quell'altro, Curi, a fare le lezioni al Goldoni, perché li chiamiamo? Perché così facciamo l'evento con Cacciari, che poi fa il film, che si dimentica di dire che la prima l'ha fatta da noi? No. Noi la facciamo perché abbiamo scoperto che il teatro, se è teatro, non è solo teatro, ma è anche pensiero che si muove, pensiero che si legge e pensiero che si scrive. E quindi abbiamo chiesto all'editore Ronzani, che è uno che fa dei libri proprio belli, c'è un'edizione di lettere di Pasolini, che vi invito veramente a leggere perché è bellissima, poi su una carta bella, insomma un bel lavoro fatto bene. Con loro abbiamo fatto anche una cosa che riguarda il progetto con la regione, e quindi le prossime uscite saranno saranno Curi e Buttafuoco. Cacciari no, credo che abbia un problema di diritti, una cosa di questo tipo. L'ultima cosa che vi dico è che Fresu, che ha fatto a Siracusa una roba, credetemi, ha fatto un suono che è durato credo 7 minuti, c'erano i miei polmoni che bruciavano, io stavo fermo, che respiravo ma i miei polmoni bruciavano, perché un suono ininterrotto, quindi vuol dire che ha delle cose o ha dei polmoni giganteschi, cosa che tenderei ad escludere. Comunque è stato selezionato per la terzina del premio Le Maschere per la migliore musica, e questo sarà il primo dei premi che vanno all'Alcesti di Filippo. Ho finito, adesso Filippo vi dà il quadro, non quello che leggerete poi, ma il quadro della stagione. Poi il direttore generale farà un piccolo pezzo che riguarda i consigli per gli acquisti, perché poi dovete abbonarvi, far abbonare, eccetera, eccetera. E lei ci viene a spiegare come si fa e quanto costa. Filippo. Buongiorno a tutti, buongiorno e benvenuti. Prima di cominciare volevo farvi vedere questa piccola perla, secondo me, che vi abbiamo confezionato. E lei ci viene a spiegare come si fa e quanto costa. Buongiorno a tutti, buongiorno. Prima di cominciare
È l'opera di Javier Jaén, spero di averlo pronunciato bene, è l'artista catalano che già l'anno scorso ha realizzato la mela, diciamo, l'immagine della stagione dello scorso anno. Per questo triennio, come forse sicuramente saprete, noi ci siamo affidati a questo artista visionario che lo scorso anno, quest'anno e il prossimo curerà l'immagine della nostra stagione. Ora, quest'anno noi gli abbiamo dato in realtà diciamo una direzione, una traiettoria da seguire, qualcosa in generale che era molto vago per lasciarlo più libero possibile. Diciamo, il primo anno doveva essere la nascita, il secondo, o perlomeno l'inizio del viaggio, il secondo anno il viaggio nel suo essere, nel percorso, e il prossimo anno, la prossima stagione, sarà la fine del viaggio in qualche modo, l'approdo, l'arrivo. Per questo secondo anno lui ha immaginato questa farfalla. L'immagine che da subito ci ha molto conquistato, è vero, come dice il nostro presidente, non bisogna mai sentirsi farfalle, siamo sempre crisalidi, però l'immagine della trasformazione ci ha conquistato tutti quanti. La possibilità, il sogno di ognuno di noi, e attraverso il nostro teatro, attraverso il messaggio che cerchiamo di comunicare in questa stagione, è appunto quello della trasformazione, quello di passare dalla terra, andare strisciando sulla terra, potersi evolvere fino a un livello di aereo, quello di poter di sognare di poter volare. E questa è contemporaneamente, non voglio dimenticarlo, invece quella è un'immagine bellissima, è la possibilità di vedere questa farfalla anche come due occhi che ci osservano, come una maschera, un osservatore appunto che è rappresentato da questa farfalla, che appunto è il volo non di un rapace ma di una creatura leggera, che svolazza, che osserva, che guarda. E il sogno appunto attraverso questa nuova stagione di poter svolazzare in una dimensione altra, guardare il mondo da un altro punto di vista e guardare la realtà in maniera, appunto, come ci suggerisce il nostro amico catalano, in maniera molto più visionaria, è quello che noi ci auguriamo per questa stagione. Ora, partirò, diciamo, ora non voglio elencare tutti gli spettacoli che ci sono in stagione perché sono tanti, certamente partirò dalle nostre produzioni. L'avventura di Siracusa è stata un'avventura veramente fuori dall'ordinario e mi sono sentito in qualche modo portatore della bandiera veneta. La possibilità di rappresentare il Veneto a Siracusa è stata veramente, l'ho fatto con grande orgoglio. E quello che diceva anche Andrea Porcheddu, io credo molto in questa parola bellissima, almeno a me piace moltissimo, che hanno inventato, che è Veneto Wave, che è come un'onda, non come uno tsunami, ma come un'onda delicata, che è quella del Veneto che arriva in tutta la nostra nazione e speriamo anche oltre. La possibilità che l'arte veneta, o che perlomeno che l'arte che nasce in Veneto, possa avere una visione oltre i suoi confini, possa avere una visione nazionale e anche internazionale, mi sembra un sogno bellissimo. E l'espressione appunto di tutte le realtà, come la Biennale, come Artevenna, invece voglio citare, come il nostro Teatro Stabile, come tutte le realtà, ora non le voglio citare perché sennò farei sempre scontento qualcuno, però tutte le realtà d'arte che ci sono in questa regione, come il cinema, come ha dimostrato recentemente, sono espressioni di bellezza di questa regione. E io credo, almeno io che non sono veneto, ne sono estremamente orgoglioso. Ora, dicevo, l'esperienza di Siracusa è stata un'esperienza veramente straordinaria, ma la cosa più importante, secondo me, che mi ha insegnato è che, diciamo,
ha realizzato un progetto che è totalmente fuori da qualsiasi idea di marketing che ci possiamo immaginare adesso, cioè il pensiero che ci si possano fare delle tragedie di 2500 anni fa, ovviamente mantenendo l'originalità dei testi, è una cosa che, no, chiunque direbbe ma non mi sembra proprio il momento, e invece, dico in questo momento storico, e invece affluiscono 5.000 persone per ogni recita che si fa a Siracusa. Ora, certo, sicuramente sono molto bravi gli amici dell'Inda nell'organizzarla, ma io credo che sia anche espressione di una necessità, di un desiderio che risiede nell'anima dell'uomo in maniera, diciamo, dall'inizio dei secoli, ma ancora di più oggi. Credo in un momento storico così strano, così tragico molto spesso, abbiamo bisogno del teatro, ma proprio laddove ci propone le grandi domande, le grandi questioni, i pensieri più profondi del nostro essere, le domande che ci incatenano al mondo che noi viviamo ogni giorno. E quindi la prima produzione che noi abbiamo realizzato insieme all'Inda è Alcesti, con protagonisti Aldo Tobrino e Denise Ozdogan, che hanno avuto veramente, ne posso parlare perché lo spettacolo già esiste, hanno avuto un enorme successo insieme a tutto il resto della compagnia a Siracusa, e ora andremo a Pompei, andremo a Ostia Antica, andremo all'Estate Veronese, poi saremo a Vicenza e poi al Teatro Olimpico, e poi saremo nei nostri teatri, veramente con grande orgoglio, perché è un'opera della quale sono molto contento di aver realizzato, sono molto contento del risultato che ha avuto sul pubblico. Alcesti, in caso di processo, mi sento di dire che è l'opera di un genio assoluto, che non è nella scrittura, è un'opera straordinaria, meravigliosa, ed è stato bellissimo poterla studiare. Dopodiché l'altra produzione della quale vado veramente molto orgoglioso, ma per fortuna non sono io a parlarne, ma è il regista, è Incendi di Wajdi Mouawad, questo autore canadese-libanese, vivente, un autore straordinario e meraviglioso, che ha scritto dei testi davvero, insomma, uno dei quali ha avuto successo nella scorsa stagione proprio grazie allo stesso regista, che si intitolava Come gli uccelli, soprattutto nei nostri teatri ha avuto un successo straordinario, e quindi meglio che ve ne parli lui, Marco Lorenzi. Buongiorno. Resto in piedi perché sono un po' emozionato. Allora, vi ringrazio per la parola e diciamo così, inizio prendendo in prestito delle parole non mie, ma che trovo bellissime, che sono proprio di Wajdi, di Mouawad, che un po' di anni fa, quando è diventato direttore del Teatro della Collina a Parigi, che è un teatro nazionale bellissimo, scrisse un manifesto per dare il via all'abbrivio alla sua direzione artistica. Dentro questo manifesto diceva una frase che a me piace molto, e dice che per lui il teatro è andare verso il proprio nemico a costo di andare contro la propria tribù. E partendo da questa frase, ecco, da questo estratto del suo manifesto, poi in realtà tutto quello che ha accompagnato la scrittura di Wajdi nell'arco degli anni della Collina, ma anche prima, perché Incendi in realtà è stato scritto precedentemente alla sua direzione alla Collina, è una declinazione di tutto questo. Il teatro di Wajdi è un teatro meticcio, è un teatro che attraversa i decenni, nel caso di Incendi è un teatro che attraversa luoghi, continenti, parte in Canada, finisce in un Medio Oriente non meglio identificato, ma in realtà si capisce che in questa favola lui sta parlando del Libano, e dire Libano
oggi, in questo momento storico, fa tremare i polsi fondamentalmente. Ci ricollega a delle immagini che non sono più una favola, ci ricollega a delle immagini che, grazie alla potenza immaginifica di Wajdi, a come lui ristruttura attraverso le sue proiezioni immaginifiche, in realtà per noi ha dei collegamenti molto concreti con quello in cui siamo immersi oggi. Dicevo, è un teatro meticcio, è un teatro che attraversa i decenni, che attraversa i luoghi, è un'architettura affascinante sempre da cercare di costruire, una sfida gigantesca, lo fu come gli uccelli, che, come ricordava il direttore artistico, ha avuto fortunatamente una grande fortuna nel teatro italiano in questi anni. È un'architettura affascinante e sfidante, anche Incendi, che in qualche modo è un richiamo a Come gli uccelli. Io scherzando dico che un po' Wajdi, come Chekhov, è autore di un solo testo fondamentalmente. In tutti i suoi testi continua a declinare delle tematiche che a lui sono molto vicine e che gli sono molto forti. Per esempio, che cos'è l'identità, chi è l'altro, che cosa vuol dire davvero il nemico, e soprattutto un tema su cui mi sono molto soffermato in questo periodo di analisi, di studio matto e disperatissimo su Incendi. Io penso che è una cosa che mi tocca profondamente, e spero che tocchi tutti gli spettatori in questo momento storico, è che io penso che Wajdi creda fortissimamente che ogni volta che si parla di guerra civile, in realtà si sta parlando di guerra, e che ogni guerra è una guerra civile, perché comunque ogni guerra è contro nostro fratello. E riuscire ad uscire dal teatro con questa piccola consapevolezza in più, in questo momento storico, secondo me è una grande provocazione non solamente poetica, ma anche politica. Cercheremo di costruire lo spettacolo in questo modo, anche con un cast di cui io sono profondamente fiero, emozionato e grato, a incominciare da Filippo, ma con attori che vengono da esperienze completamente diverse. Ci sono attori che vengono dalla mia compagnia, dal Mulino di Amleto, attori che stiamo costruendo grazie alla collaborazione della scuola e del Teatro Stabile del Veneto, 2 attori che vengono da 2 paesi completamente diversi dal nostro, dalla Francia, Frédéric, dalla Croazia, Aleksandar Cvjetkovic, che era già presente dentro Come gli uccelli, proprio per cercare di riconsegnare questo mondo complesso e articolato, che in realtà quando usciamo da teatro è il nostro, e che stranamente, tornando a quello che diceva lei, a teatro sembra quasi che escludiamo in teatro, no? Non riusciamo a riconsegnare l'idea di una realtà così strutturata, di così meticcia, fatta di un melting pot così articolato, e probabilmente questo, è un'opinione assolutamente personale, è uno dei motivi per cui a teatro ci andiamo solamente bianchi, cattolici, medio borghesi, probabilmente regressivi, quando invece il mondo è molto più articolato, bello e ricco di così, ed è questo quello che dovremmo riconsegnare sul palcoscenico. Vi aspetto per Incendi, grazie mille. L'altra cerco di andare rapido. L'altra produzione della quale vado altrettanto orgoglioso, diciamo, io non la sto a fare lunga come gli altri anni, le direttive, le colonne portanti del mio lavoro, il Teatro del Veneto, sono immutate, immutabili, cioè puntare sul grande autore, sulla grande drammaturgia, sui grandi interpreti, cioè sulle grandi attrici e i grandi attori, e sulla la possibilità di guardare oltre i nostri confini, quindi l'internazionalizzazione, appunto, sia che possa essere attraverso le coproduzioni, che possa essere nella produzione di autori non italiani viventi. E appunto questo è sicuramente l'esempio di Mouawad, e un altro esempio del quale vado molto orgoglioso è appunto Marina Carr. Sono 2 autori straordinari, 2 autori che vengono rappresentati a parte in tutto il mondo, ma poi sono veramente tra i più grandi autori europei. E appunto di Marina Carr abbiamo l'onore di produrre Ecuba, con protagonista Elisabetta Pozzi e la regia di Andrea Chiodi.
Grazie. No, io mi siedo perché invece sono un po' più vecchio di lui, allora più appesantito. No, emozionato sempre, perché quando si inizia una cosa... Devo dire che questo è un testo, dice Filippo giustamente, questi grandi autori, Marina Carr rimette mano al mito di Ecuba in maniera straordinaria. Io ho avuto la fortuna di leggere questo testo molti anni fa, quindi proprio quando il testo era stato uscito non da molto, col desiderio già di metterlo in scena insieme a Elisabetta. Poi c'è stato il Covid, quindi questa cosa non ha preso una forma vera, e sono molto grato a Filippo e al Teatro Stabile del Veneto che ci permette di rimettere la testa su questa materia bellissima, perché Marina Carr fa un'operazione meravigliosa, secondo me, riprende il mito di Ecuba e la fa come risorgere dalla guerra, ahimè, dalla morte, ed è quasi un po' un testo, mi sento di dire, un po' testoriano, a qualcosa che ricorda la monaca di Monza di Testori quando esce dalla tomba e dice eccovi qui mucchio di polvere e stracci, e Ecuba fa la stessa cosa, dice eccomi sono nella sala del trono, prende il suo trono e inizia a cercare di capire che cos'è il potere e perché il potere, scusate il gioco di parole orrendo, il potere ha il potere di fare le guerre. E questo è il testo, ed è una scrittura, credo che la cosa più interessante di questo testo, infatti per un regista secondo me questo è un testo in cui bisogna fare un po' un passo indietro e lasciare che sia proprio la parola e gli interpreti a portarlo avanti, perché è un testo in cui il racconto è quasi come se fosse tutto in terza persona, è come se non ci fosse mai un dialogo diretto, ma fosse sempre la memoria di un dialogo. Quindi è un testo che ha una grande difficoltà da questo punto di vista, ma allo stesso tempo un fascino straordinario. E chiudo, basta, perché poi fa caldo, se no... Grazie. Grazie. Come potete vedere, ora ripensavo, ho preso un po' alla lettera, abbiamo preso un po' alla lettera l'insegnamento del teatro greco di Siracusa, perché tutti questi testi sono o riscritture o vere e proprie scritture di testi classici, Alcesti di Euripide, Incendi, che in qualche modo è una riscrittura di Edipo Re, e il Ecuba, che è una riscrittura appunto da Ecuba, e l'ultima, nostra, non ultima per importanza, ma è una ripresa, è uno spettacolo che noi abbiamo già proposto nei nostri teatri, riprende a Treviso e proseguirà per una tournée, uno spettacolo che abbiamo prodotto nella stagione precedente, che è l'ultima domenica di agosto. Anche questo è ispirato appunto a se non sbaglio, a un racconto di Tolstoi, e con la scrittura e regia di Fulvio Pepe, che ha avuto molto successo nei nostri teatri, e ora finalmente può iniziare il suo viaggio in tournée con una compagnia meravigliosa per chi ha potuto vederlo, tra cui appunto anche Denis Fasolo, che è anche presente in Alcesti, appunto nel ruolo di Eracle. Proseguendo invece il nostro percorso, appunto, e seguendo appunto l'idea, questa cosa se la ripeto continuamente, della Veneto Wave, perché mi piace molto, però la possibilità di portare la nostra bellezza nel resto d'Italia, ma anche poter contribuire ad altri spettacoli che in qualche modo si nutrono della nostra bellezza, è un motivo di orgoglio. Primo fra tutti appunto il nostro Andrea Pennacchi, che rileggendo Ruzzante porta Predatori di pianura, con la regia di Gabriele Vacis. Doveva essere qui, ma mi ha scritto un messaggio stanotte perché mi ha detto non ce la faccio, perché sta girando una serie TV, ma ci tiene a salutare tutti. E altrettanto un'altra nostra coproduzione è una delle ultime serie di Carnovale, con la regia di Valerio Binasco, una produzione con il Teatro di Torino, tra gli interpreti Milvia Marigliano, che ricorderete in Parenti Terribili,
e Marco Paolini con Bestiario idrico. Queste sono le nostre, diciamo, le produzioni per le quali noi collaboriamo e che sono in qualche modo sono tutte che riguardano la nostra regione, così anche come altri spettacoli di ospitalità invece, come Gli Innamorati con la regia di Roberto Valerio, Le Smanie per la villeggiatura con la regia di Giorgio Sangati, che è sempre un padovano, che farà anche la regia di un testo di Vitaliano Trevisan, che è Il delirio del particolare, con l'interpretazione sempre della veneta Maria Paiato. Questo è il momento, secondo me, più bello, più felice dell'anno, perché è la presentazione di ciò che abbiamo partorito nel corso di tutti i mesi precedenti, di tutto l'inverno, ciò che ci siamo immaginati appunto in questo volo di farfalla. C'è tutta la nostra tensione verso il volo, attraverso la nostra stagione, attraverso tutte le nostre proposte che speriamo potranno piacervi. Tra i grandi ospiti sempre i grandi interpreti come Paolo Calabresi, Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Emma Dante, Elio De Capitani, Anna Ferzetti, Salvo Ficarra, Anna Galliena, Massimiliano Gallo, Luca Marinelli, Neri Marcorè, Nello Mascia, Stefano Massini, Ivana Monti, Umberto Orsini, Lunetta Savino. Ne ho citati solo alcuni e solo i più noti, proprio per raccontarvi un briciolo di tutto ciò che è quello che è il nostro svolazzare primaverile, almeno così mi immagino lo svolazzo di questa farfalla che svolazza sui fiori e cerca di guardarci un po' da distante e cerca di capire un po' meglio la nostra realtà. Questa è la nostra offerta che noi vi proponiamo con tutto il cuore, con tutto il nostro desiderio di poter svolazzare per tutta la stagione sui vostri cuori e sulla vostra fantasia. Grazie. Prima mi sono dimenticato che volevo Businaro che ci raccontasse per 2 minuti, sei giovane quindi devi stare sintetico, la nostra esperienza sul teatro non sperimentale, noi non facciamo teatro sperimentale, perché mettiamo in scena solo dopo che abbiamo sperimentato, lo diceva un grande del teatro, ma insomma ho solo rubato una cosa. Businaro, devi alzarti però, se vuoi parlare devi alzarti, devi venire qua. Ecco, Businaro ci racconta per 2 minuti che cosa stiamo facendo a Padova, ma è importante segnalarlo perché è un'esperienza molto felice. Guardate anche qui, è l'eterogenesi dei fini. Il Ministero fa una legge così un po' demagogica, noi la trasformiamo, prendiamo Businaro, credo felicemente, e gli affidiamo delle responsabilità e lui le porta a termine. Ciao, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, diciamo che quello che vedrete oggi, che leggerete oggi, anche magari non so se possiamo anche vedere qui delle cose, è un po' un antipasto, un po' un'anteprima rispetto al lavoro che abbiamo fatto quest'anno, insieme ovviamente a Filippo Dini, a Carlo Mangolini, direttore della scuola responsabile dell'area sviluppo artistico del Teatro Stabile del Veneto. È un lavoro, come dire, che ha dei punti di forte connessione con la stagione principale e che troverà la casa principale, diciamo, al Teatro Maddalene di Padova. È un lavoro che parte, e secondo me questo è interessante, come dire, sottolinearlo e dircelo, con il lavoro che si chiama Il Sentiero, che era tra le produzioni che abbiamo visto prima di Linda D'Alisi, con la regia di Fabiana Iacozzilli. Vado, eccolo qua. Questo lavoro parte anche in questo caso, diciamo, un po', come dire, come diceva Filippo, c'è un po' un punto, un filo rosso, no? Perché è una riscrittura, parte dal Sentiero naturalmente di Ragno di Italo Calvino, e come abbiamo visto anche in questo caso qui tratta il tema della guerra, anche questo lavoro, partendo però da un ragionamento, da un pensiero sull'adolescenza. Di conseguenza, cosa significa
guerra per una persona, per un ragazzo o una ragazza che sta in questo momento della vita diventando la persona che sarà, insomma. Ed è interessante questo tipo di progetto per vari motivi. Prima di tutto perché si incanala dentro un lavoro che stiamo portando avanti con l'Ufficio Education e Public Engagement, con le ragazze e i ragazzi del Veneto, perché questo lavoro di Fabiana e di Linda è un lavoro che è pensato sia per tutto il pubblico, di conseguenza lo potrete vedere dal 12 novembre al 4 dicembre al Teatro delle Maddalene, ma anche e soprattutto per le scuole, gli istituti superiori veneti, che prenderanno parte attiva a questo progetto perché, come vi ho detto, parla di adolescenza, parla di formazione, e Fabiana e Linda hanno deciso di integrare questa cosa dentro il processo, cioè dei ragazzi e delle ragazze parteciperanno anche a tutto il processo di prove di Fabiana e Linda, che inizia domani, quindi siamo proprio precisi. E infatti è il motivo purtroppo per cui Fabiana e Linda non riescono ad essere qui, perché arriveranno proprio stasera, e parteciperanno a tutto il processo. E diciamo che questa cosa per me è molto importante perché a settembre presenteremo la stagione del Teatro Maddalene nella sua complessità, diciamo nella sua totalità, però mi viene da dire che la matrice, il paradigma, diciamo, di tutto questo lavoro che abbiamo fatto per questa stagione è un po' quello di apertura, cioè di fare un teatro che sia in apertura verso la società, verso le nuove generazioni, ma non solo, il nuovo pubblico, che non è solo, come diceva anche il Presidente, è il pubblico giovane, ma il nuovo pubblico è tutto quel pubblico che il teatro non lo conosce, sono dalle periferie a qualsiasi condizione di marginalizzazione e qualsiasi condizione, come dire, di inaccessibilità al mondo della cultura. Questo è il tipo di lavoro che abbiamo fatto per la stagione del Teatro delle Maddalene ed è un lavoro che abbiamo fatto, credo e sono convinto di poterlo dire perché abbiamo lavorato insieme giorno per giorno, in armonia tra tutte e tutti dentro a questo teatro, quindi sono molto, molto felice di essere qua. Grazie. Grazie mille. L'ultimo intervento non te lo portare a casa. No, poi della Biennale, penso anche che sia della Biennale, che arriviamo qua, rubiamo subito la roba, non va bene, se no poi non ci invitano più. Allora, l'ultimo intervento lo fa il direttore generale che ci dice, uno, la parte strutturale dell'internazionalizzazione, come la stiamo vivendo, non come la stiamo pensando, come la stiamo vivendo, c'è già, e due, sì, insomma, io adesso l'ho definito un po' volgarmente i consigli per gli acquisti, ma voglio dire, se non ci sono i soldi non c'è anche il palcoscenico. Dove vuoi? Buongiorno a tutti. Prima di dimenticarmi, un ringraziamento a tutti i dipendenti del Teatro Stabile del Veneto, ci tengo a ribadirlo, 54 persone più 10 maschere che gestiscono 4 teatri suddivisi in 3 province e che ormai è un'eccellenza come organizzazione in Italia, e quindi questa stagione è merito dei direttori artistici ma anche merito di tutti i dipendenti e collaboratori del Teatro Stabile del Veneto. La slide, vado a braccio ma io non sono molto brava. Allora, il Presidente parlava dell'internazionalizzazione. Il 29 giugno saremo a Dublino e un piccolo estratto della nostra produzione mirandolina verrà rappresentata al Trinity College, una delle università più importanti al mondo. Andrà poi a debuttare il 29 agosto sempre all'Abbey Theatre, quindi è l'onda, no, della scorsa stagione che chiude, ma che in realtà apre la nuova stagione. Ieri al Teatro Verdi c'era una delegazione dell'Accademia della Cultura di Riga, Lettonia, con cui insieme all'Università di Vilnius e a un'altra compagnia di Bonn lanceremo un nuovo progetto europeo, Our Common Garden, che darà vita a un'altra produzione nell'estate 2027, a dimostrazione appunto di come stiamo continuando il nostro lavoro a livello internazionale, apprezzato anche recentemente, so che magari questa parola in questa sede non è il massimo, dalla Commissione europea
a Bruxelles qualche giorno fa per tutto il lavoro che stiamo facendo con i ragazzi dell'Accademia, con gli under 35, ma anche in tema di sostenibilità e inclusività. A proposito di inclusività, facciamo parte del gruppo di accessibilità e inclusività della European Theatre Convention. L'altro giorno eravamo con una nostra collega ad Oslo, dove il tema dell'accessibilità lo trattiamo sia dal punto di vista del universal design, come dire, avere artisti disabili in scena di ogni tipo, sia dal punto del pubblico. Questa cosa del pubblico la facevamo già da diverse stagioni e, come ha fatto vedere prima Filippo, tutte le nostre produzioni, Incendi, Ecuba, saranno accessibili a un pubblico non udente e non vedente, e quindi anche con il coinvolgimento di questi pubblici, di tutte le tipologie di pubblico. Altro tipo di accessibilità che ha a che fare con l'internazionalizzazione, i nostri spettacoli, le nostre produzioni saranno sottotitolate Incendi in francese e in inglese, perché speriamo, come diceva Marco Lorenzi, di non essere soltanto aperti al solito pubblico, come dire, ormai abbastanza targetizzato, il pubblico dei nostri teatri, ma ci dobbiamo ricordare che viviamo in 3 città che hanno un alto tasso di studenti universitari stranieri. È una piccola goccia, ma abbiamo già visto l'anno scorso che iniziano a venire anche nei nostri spettacoli, quindi Incendi sarà sottotitolato in inglese e in francese, abbiamo Agrupación Serrano che al contrario è in spagnolo e in inglese sottotitolato in italiano, e quindi continuiamo questa apertura al mondo. Biglietteria, quindi informazioni per l'acquisto. Anche qui cerchiamo un po' di rispondere a quelle che sono le esigenze della società attuale. Noi 2 anni fa avevamo aumentato le tariffe dei prezzi degli abbonamenti, le avevamo aumentate a partire, diciamo, dopo il Covid. Abbiamo visto che il pubblico ci ha dato fiducia, l'anno scorso abbiamo fatto il record di abbonati e quindi abbiamo creduto quest'anno di ripagarli mantenendo fisse, quindi non alterando le tariffe, con un'unica particolarità. Diciamo che la tariffa over 65 diventa una tariffa over 70, rispondendo come dire, a un cambiamento demografico in corso, ma abbiamo voluto anche qui, sperando che sia, come dire, una sorta di patto intergenerazionale, abbassare le tariffe under 26, quindi trovando un giusto bilanciamento. Tutte le altre tariffe, quindi la tariffa intera, rimane uguale a quella dell'anno scorso, dalla platea al famoso loggione galleria. Novità di quest'anno, la lanceremo nelle 3 giornate di lancio di presentazione a Venezia, Padova, a Treviso, lanceremo il programma di membership che creerà quindi delle esperienze esclusive per chi si iscriverà. Non vi dico i dettagli perché appunto lo lanceremo il 6, 7, l'8 luglio. Faccio un piccolo passo indietro. Sostenibilità. Prima Alessandro parlava di questa produzione Il Sentiero. Ci sono 2 cose a cui teniamo molto. È una compagnia giovane, quindi under 35, destinata al pubblico delle scuole superiori, sempre più numeroso grazie anche a un rapporto con le docenti, e alle docenti va tutto il nostro, diciamo, affetto e ringraziamento, perché oggi portare uno studente di 16 anni a teatro è faticoso, ma appunto grazie al lavoro che stiamo facendo anche qui abbiamo delle risposte positive. Ma sarà soprattutto una produzione sostenibile dall'inizio.
Noi abbiamo sperimentato che cosa vuol dire fare una produzione sostenibile, quindi monitorando, vi assicuro che non è una parola astratta, ma è un bellissimo file Excel con tutta una serie di KPI sulla mobilità, sulle emissioni, sui rifiuti, sulla parte sociale, sulla parità di genere. L'abbiamo già testato con una piccola produzione dell'Accademia, Gli ultimi giorni dell'umanità, con la regia di Giorgio Sangati. Abbiamo visto che questa cosa ci piaceva e quindi la lanceremo definitivamente. Credo che siamo il primo teatro nazionale di produzione che lancia una produzione sostenibile e in maniera massiva. Io avrei finito. Grazie. Avete notato il brivido che ha avuto al termine Excel? Ha avuto proprio un brivido di piacere. Allora, siccome eccolo qua, e tutti i salmi finiscono in gloria, come tutte le persone d'onore, come tutti gli uomini d'onore, il presidente della Biennale ci vuole salutare. Ma io lascerò, caro Pietrangelo, la farfalla che mi hanno regalato e che nulla ha a che vedere con Belen, io lascerò questa farfalla alla tua segreteria in modo tale che tu la possa tutti i giorni indossare anche sull'abito candido. Grazie. Grazie Giampiero, grazie. Un saluto a tutti. Avrei dovuto portare il saluto all'inizio, ma non ci sono, però posso arrivare adesso. Vi ringrazio anche della possibilità di questo collegamento. Io faccio gli onori di casa, certo, però io mi sento parte in causa riguardo al Teatro Stabile Veneto. Mi sento parte in causa per il teatro, ma a maggior ragione col Teatro Stabile Veneto perché nella sua produzione, nella sua presenza, nella vicinanza, nella prossimità, in quello che poi ha saputo costruire un largo e qualificato pubblico, credo che ci sia ben più che un mutuo e reciproco incontro tra le due istituzioni, e cioè la consapevolezza di avere creato un volano di qualità in un territorio qual è il Veneto, dove tutte le proposte artistiche e culturali riescono a essere anche il segno di una sana stato di salute della società. Ovviamente voglio sottolineare anche come gli applausi di Siracusa abbiano salutato una produzione importantissima, e quindi al maestro io rivolgo il ringraziamento doppio, intanto da presidente della Biennale e poi anche da siciliano. E poi voglio aggiungere un'altra cosa, che è quella del lavorare. Il lavorare insieme, il lavorare intendendosi proprio nel significato pieno del saper far dell'arte il lievito di cui beneficia una grande parte di questa nostra attività, che è fatta di segno, di significato, di parola, di contenuto, di spirito critico, di dialettica, di necessità di ragionamento, di elevare quello che altrimenti viene considerato soltanto come ornamento o come decorazione. Io sono profondamente innamorato delle assi del palcoscenico, sono profondamente innamorato delle poltrone, profondamente innamorato di quei luoghi sacrissimi quali sono i teatri, dove la società riesce a trasformarsi in comunità pensante, in comunità poetante, in comunità creativa, che sa offrire alle generazioni che verranno un qualcosa che, attraverso il significato più specificatamente politico, fa di questa nostra capacità di essere città il luogo plurale, il luogo in cui il fare teatro ci riporta a qualcosa che da sempre l'umanità vuole fortemente avere, ed è un indirizzo di libertà.
Grazie a tutti voi, grazie di essere qui e grazie di aver scelto Ca' Giustinian per il vostro incontro. Ha un significato ben preciso, ovvero descrive, racconta e conferma quanto sia importante essere tutti insieme nel costruire, e qui faccio appello, di fronte a voi c'è l'isola di San Giorgio, faccio appello al verso di Ezra Pound, per costruire la città di Dioce che ha terrazze color delle stelle. Grazie. Presidente, io ho atteso te però per dare l'ultima notizia dal nostro programma, e cioè che a Natale ospiteremo la compagnia di balletto russa. Adesso chi ha orecchie per intendere, intenda, ma insomma noi siamo dalla parte del mondo che costruisce ponti, non so come dirlo, non chiediamo nessuna adesione, noi ospiteremo i russi perché sanno ballare bene. Bene. Vediamo tra 5 minuti le agenzie di stampa adesso, cosa succederà. L'ultima volta che l'ho detto mi hanno crocefisso, però stavolta, prima lo avevo annunciato, stavolta invece dico che vengono. Devo però parlare degli sponsor, se mi date un elenco io anche li cito. C'è un elenco? Perché se non c'è un elenco oppure li citi tu, io non ho problemi. Beh, qualcuno li citi per l'amor di Dio. Allora, tutto questo non sarebbe possibile grazie ai nostri soci, quindi Regione Veneto, Comune di Venezia, Comune di Treviso, Comune di Padova. Ci hanno inviato il Presidente, aveva altre cose da dire, ma tutti quanti ci hanno inviato delle lettere, dal Presidente Stefano al Sindaco Venturini, al Sindaco Conte, a Giordani. Provincia di Padova, Fondazione di Venezia qui rappresentata, e Confindustria Veneto Est che sarà con noi in Irlanda. I nostri sponsor, Coldiretti, che più che sponsor sono dei partner, Coldiretti, BCC Veneta, MacArthur Glen, 90 di Piave, Giraldo, lo studio SCA, Imoco Group, Venezia Unica, La Piazza, e infine va citato come art bonus Carraro Group e Fondazione Cariparo. E le Camere di Commercio l'abbiamo detto, sì. Sì, l'abbiamo detto, non l'avevamo detto, non l'avevamo detto. Bene, noi abbiamo finito qui. Siccome però è anche una conferenza stampa, se dei giornalisti vogliono fare delle domande, siamo qua tutti a rispondere. Se volete, non è obbligatorio. Ci sono domande? Domande sì, domande sì. Facciamo come il Consiglio di amministrazione. Presenti? Chi si astiene? Prego. Ha citato proprio alla fine dell'intervento, quindi mi è venuto in mente, io l'ho visto, perché non lo fate girare? È bellissimo. Quale? Di cosa parli? Gli ultimi giorni dell'umanità, quello di con gli Cacciari atleti dell'ultimo anno. quello della scuola, sì. Perché non Io lo facciamo l'ho visto, girare? è bellissimo, ma vedo che non gira, mi chiedo perché. No, ma girerà, sicuramente girerà. Non c'è dubbio che girerà. Lo mettiamo sulle ali della farfalla e girerà sicuramente. 3, 2, 1, viva il teatro, lì c'è un po' d'acqua per chi debba rinfrescarsi. Grazie per essere stata con noi.